Ben ritrovati dalla redazione, avvicinato per strada da quattro sconosciuti con una scusa, poi costretto a consegnare un pacchetto di sigarette e l'accendino che aveva con sé in tasca sotto la minaccia di un coltello puntato addosso. È successo in campo del Belvedere in via Udine a Trieste attorno alle 3:30 di giovedì notte. La vittima è un diciannovenne di origini egiziane. Il giovane ha chiamato la polizia sostenendo di essere stato aggredito da un gruppetto di individui incontrato casualmente mentre stava rientrando nella propria abitazione. Stando alla descrizione che il diciannovenne ha fornito agli agenti, si tratterebbe di ragazzi nordafricani. In Viale Leopardi a Udine si è scatenata una rissa tra tre persone. La violenza è stata fermata dai militari dell'esercito in pattuglia per l'operazione Strade Sicure, ma non prima che uno di loro danneggiasse un'auto non lontano dalla stazione delle Corriere. Momenti di apprensione al castello di Gorizia nella tarda mattinata di ieri. Il monumento simbolo della città, regolarmente aperto per consentire ai turisti di scoprire le sue stanze, le sue collezioni, i suoi arredi, peraltro in giornate particolarmente vivaci, quali sono quelle di Gusti di Frontiera, la sua 20ª edizione. È scattato l'allarme antincendio, immediatamente è stato applicato un protocollo operativo con l'evacuazione dello stabile di tutti i visitatori. La quinta edizione del Barcolana Sea Summit conferma la vocazione dell'evento a coniugare ambiente e formazione, ampliando lo sguardo alle nuove generazioni e a linguaggi culturali capaci di coinvolgere il grande pubblico. L'evento resta un punto di riferimento per la tutela del mare e delle acque interne, approfondendo la Blue Economy e favorendo il dialogo tra studenti, cittadini, istituzioni, scienziati e operatori del settore. Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell'underwater, analizzandone i suoi aspetti normativi, economici e ambientali grazie alla presenza di esperti industriali, istituzionali e scientifici. Tra le novità del 2025, come annunciato dal presidente del collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, Roberto Antonione, una collaborazione che porterà i 186 studenti provenienti da 82 paesi a partecipare con progetti dedicati alla sostenibilità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche, nuvolosità variabile con maggiori schiarite verso Trieste. Nel pomeriggio sera possibili delle piogge intermittenti, in genere deboli, più probabili in montagna e sulle zone occidentali. Sulla costa occidentale potrebbe svilupparsi anche qualche rovescio a Trieste e Bora, specie in serata, quando sarà moderata. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 11 e 14, sulla costa fra 15 e 17 gradi, le massime ovunque fra 21 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.